Ospiti, un buongiorno in studio accanto a me, un ben ritrovato a Cristian Sergo. Buongiorno a tutti. Coordinatore provinciale di Udine del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Grazie. E un ben ritrovata anche alla consigliera regionale Lucia Buna della Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno. Allora riprendiamo con questa bella carica di energia, di forza, no? Di positività che malgrado la situazione drammatica emerge anche dall'ultimo servizio che abbiamo visto. Allora Sergo, abbiamo visto il sopralluogo anche di Ciciliano, c'è l'impegno anche a livello nazionale per venire in supporto della popolazione, per migliorare anche le situazioni. Abbiamo visto anche questo titolo, anche prima sul Messaggero Veneto, si sta insomma valutando come anche migliorare le rilevazioni, sensori per monitorare le piogge, il titolo anche riguardante insomma le prossime procedure che si valuteranno, i prossimi interventi. Come ha guardato anche lei a questi giorni? Beh, innanzitutto massima solidarietà ovviamente alle persone che ancora adesso stanno vivendo i disagi di quello che è successo, e c'è tutta la vicinanza. Io credo comunque si è parlato della protezione civile nazionale, ma anche la regione ovviamente ha già detto, e l'abbiamo fatto ovviamente un po' tutti quanti come forze politiche anche in Consiglio regionale, perché stiamo discutendo una manovra finanziaria che ha un bilancio di circa 15 miliardi, quindi credo che ci sia la possibilità di poter, di dover aiutare anche queste persone a risolvere le problematiche. Poi su quello che è successo, su quello che succederà, sui sensori che servono adesso invece che quando 8 anni fa è successa già una frana nella stessa zona, e lì poi si discuterà ovviamente più avanti. Adesso è il momento ovviamente della ricostruzione, della rinascita di quei paesi. Io, se posso solo 10 secondi dire rispetto a quello che è successo, la cosa che ci ha lasciato più perplessi di tutta questa vicenda è che in quei giorni c'era un'allerta gialla. Allora questo effettivamente deve farci ragionare e pensare che probabilmente i mezzi che abbiamo a disposizione per prevenire anche queste allerte non sono evidentemente sufficienti a far capire quello che sta arrivando, perché altrimenti quell'allerta doveva diventare gialla un giorno, anzi arancione un giorno prima quantomeno, se non addirittura rossa, perché ricordiamo sono morte 2 persone. Ovviamente chiarire, però anche lì ma non è questione di responsabilità. Non voglio parlare di responsabilità. Esattamente, cioè, questo è per dire che effettivamente anche i tecnici con i mezzi che hanno a disposizione non riescono a prevenire quello che magari anche a distanza di 24 ore potrebbe succedere. Questo dovrebbe farci riflettere una volta di più su tutte le azioni che dovremmo mettere in atto sul territorio per cercare di difendere le nostre popolazioni da eventi di questo tipo. È chiaro. Consigliera Buna, quindi abbiamo visto, è stata formalizzata la richiesta dello stato di emergenza nazionale, un passaggio tecnico che dunque consente non solo di attivare le risorse statali, l'accesso, ma anche poi ovviamente di avviare le procedure per intervenire a sostegno delle opere pubbliche e in parallelo ai cittadini e alle imprese che hanno subito questi pesanti danni. Beh, certo, in questi giorni abbiamo visto mobilitarsi tutte le forze, tutte le istituzioni, insomma, e le forze di governo hanno visitato i luoghi e hanno dimostrato, oltre che solidarietà, chiaramente la vicinanza alla nostra regione, soprattutto metteranno a disposizione anche come governo delle risorse grazie appunto alla dichiarazione di stato, insomma, di calamità. Ma soprattutto la Regione, come sempre ha fatto, metterà a disposizione delle ingenti somme, proprio come abbiamo già sentito nella stampa, ma anche dalle dichiarazioni degli assessori e del nostro Presidente Fedriga, delle somme importanti durante la manovra finanziaria, ma forse anche prima, a detta dell'assessore Riccardi, proprio nelle ultime ore, in modo di poter agire velocemente e di dare, insomma,
un po' di serenità a queste popolazioni che sono state, questi cittadini che sono stati colpiti nella parte insomma più intima, che è la famiglia, la casa e i loro beni. Ecco, per quanto riguarda invece le responsabilità, mi sento di dire che non è appunto il momento adesso di fare conclusioni azzardate, ma l'importante è stare vicino a questa gente, fargli sentire insomma che le istituzioni ci sono e che sosterranno anche la parte poi di ricostruzione, perché dobbiamo pensare che potrebbe accadere anche a noi, e quindi se ci trovassimo in quelle condizioni abbiamo bisogno del supporto di tutti. Poi una bella cosa che si dimostra sempre presente è la solidarietà dei vicini, delle altre popolazioni che non sono state colpite, proprio perché a dimostrazione che il nostro popolo friulano, quando accadono questi eventi, si riunisce e fa squadra e fa anche da supporto morale a questa gente che si trova in queste condizioni. Quindi un bel segnale che dimostriamo anche nei confronti di altre realtà, di altri territori, considerato che non è passata neanche una settimana, ma comunque si sta rientrando nelle proprie abitazioni, si sta vedendo insomma di poter mettere ordine nelle parti di casa che sono accessibili e magari anche vivibili. Quindi un bel segnale. È chiaro che eventi così imprevedibili sono difficili da gestire nell'immediato, proprio perché imprevedibili, dovuti a tutto quello che ci siamo detti, continuiamo a dirci, che questo mutamenti climatici, la forza dell'uomo, considerato che negli anni 60, 70, con la ricostruzione, abbiamo visto costruire case e comunque crescere comunità magari in zone in cui non era possibile farlo, ma in quel momento non c'erano neanche gli strumenti per in quelle zone, non era possibile realizzare quindi abitazioni. Ora abbiamo sicuramente strumenti in più, ma non possiamo pensare di essere efficienti al 100%. Insomma, l'aspetto della natura ci sorprende sempre, ci sorprende anche in condizioni negative, non solo positive. Allora, devo mandare la pubblicità, ma prima volevo anche mostrare questa immagine con questo titolo dal Gazzettino, anche con questa canoa sacilese arrivata in aiuto per il salvataggio non solo delle persone, ma anche dei cani e dei gatti. Qui si parla, se non erro, sì, di appunto diversa, perché anche il supporto per la messa in sicurezza degli amici animali è stato importantissimo e prezioso. Allora, adesso pubblicità. E al rientro continueremo a parlare di questo, ma avremo anche tanti altri temi da affrontare assieme. A tra poco. Ritorniamo a parlare dei territori colpiti dal maltempo insieme ai nostri ospiti, la consigliera regionale Lucia Buna della Lega e il coordinatore provinciale Perù del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo. Allora andiamo a risentire le parole espresse dal sindaco di Cormons, Felcaro, un territorio dove è previsto oggi proprio l'incontro tra l'amministrazione comunale, la protezione civile e i cittadini di Brazzano per fare un ulteriore punto della situazione, un incontro previsto stamane nella sede della parrocchia. Allora andiamo a risentire le parole del sindaco. Buongiorno a tutti, questa è una comunicazione rivolta ai residenti cittadini di Brazzano, nella fattispecie alle persone che sono state oggetto dell'ordinanza di qualche giorno fa di evacuazione dalle proprie abitazioni. L'invito è per domani alle ore 14 presso l'oratorio comunale di Via Pozzetto, nella quale verranno identificate e spiegate le modalità di rientro
appunto dei cittadini e verrà spiegato in maniera approfondita anche le eventuali prescrizioni che verranno date per la vostra totale sicurezza e per la vostra possibilità quindi di poter ritornare in tranquillità presso le vostre abitazioni. Per qualsiasi dubbio, per qualsiasi richiesta o valutazione vi invito eventualmente a chiamare il numero del centro operativo comunale che potete trovare presso il sito del comune di Cormons, che è sempre disponibile per qualsiasi vostro dubbio o necessità. Vi aspettiamo domani, mi raccomando, almeno un rappresentante di queste famiglie per poter recepire le informazioni. Ci sarà la protezione civile, ci saremo noi come giunta, ci sarà anche un esperto della protezione civile che eventualmente potrà spiegare le motivazioni di questa scelta che naturalmente gioco forza noi adottiamo in relazione a quella che è stata la relazione di protezione civile che ci è stata presentata qualche giorno fa. Queste le parole espresse dal sindaco di Cormons ieri, quindi l'incontro appunto è previsto oggi. Attenzione a chi sarà nel territorio chiamato proprio a partecipare a questo incontro per anche gli sviluppi. E a questo punto rileggiamo anche questo titolo sul Messaggero Veneto: oggi il via ai primi rientri anche per gli 84 allontanati dal centro di Brazzano. Le modalità operative verranno comunicate, come detto, oggi. Andiamo anche a risentire il sindaco invece di Romans di Isonzo su quanto riguarda i rientri previsti nel territorio Aversa, e non solo, territorio dove appunto c'è il miraggio della normalità. Aversa revocata l'evacuazione, ma tornare a casa per molti sfollati resta ancora impossibile per vari aspetti legati all'elettricità, al gas e ovviamente non solo. Sentiamo anche qui di nuovo le parole del sindaco di Romans di Isonzo. Che siamo arrivati a questo obiettivo, cioè la revoca dell'ordinanza, che consentirà adesso agli abitanti della frazione colpiti così duramente di poter rientrare liberamente nelle loro abitazioni e decidere poi insomma tutte le azioni che potranno svolgere, comprensibilmente insomma in una situazione ancora molto precaria. Il primo passo verso il ritorno alla normalità, per usare le parole dell'assessore Riccardi, è stato compiuto, anche se la strada da percorrere è lunga, lunghissima, garantisce il sindaco di Romans di Isonzo Michele Calligari Sarring. Il presidio della palestra comunale resta attivo per gli sfollati, anche se gran parte di loro ha scelto opzioni alternative. Molti abitanti hanno scelto o di andare da parenti in questi giorni o sono stati collocati dalla protezione civile in struttura alberghiera. Pochissime persone hanno prenotato qui, ma questo centro ha comunque servito come centro di assistenza e di accoglienza anche per i pasti. L'evento è stato veemente, ma la popolazione e la squadra dei soccorsi ha saputo farsi trovare preparata. Il resto lo ha fatto la forte solidarietà della gente. Ci siamo risvegliati con una sorpresa che non mai avremmo voluto e mai avremmo immaginato. Però devo dire che ci siamo fatti poi trovare pronti a livello di comune e anche a livello di comunità, e tutta l'organizzazione dei soccorsi è stata impeccabile. Devo dire appunto un grazie a tutti. Da oggi è attivo la raccolta ufficiale, che poi noi destineremo nel modo in cui riterremo chiaramente più opportuno, valuteremo dando precedenza a chi effettivamente ha perso tutto, perché ci sono persone che vivevano al piano terra e quindi questi hanno veramente perso tutto. Come detto, si stanno percorrendo i primi metri. Per la vera normalità ci vorranno mesi, non basteranno anni invece per dimenticare il trauma che secondo il primo cittadino di Romans deve restare nella memoria come monito. Ci vorranno mesi, sicuramente di lavoro e anche di tanta programmazione. Ci vorranno secondo me anche tantissimi più mesi, anche anni, per dimenticare. Io anzi mi auguro che non ci si dimentichi di questo evento, perché sono quelle cose che rimangono nella storia, in senso negativo chiaramente, rimangono nelle teste delle persone, però ecco, devono rimanere anche nella sensibilità di tutti, anche di noi amministratori, per cercare poi di fare il meglio ed evitare che possano riaccadere. Queste dunque le parole anche del sindaco di Romans di Isonzo. Allora, prima di ridare la parola ai nostri ospiti, subito la diamo a chi ci sta contattando da casa. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Franco D'Udine. Buongiorno, sento purtroppo queste lamentele e questi passaggi del sindaco e assessore, eccetera, per 4 o 5 giorni, ma basta così. Date ascolto ai telespettatori, no? Uno,
Un signore un giorno diceva, e non lo mandate mai. Ma è doveroso dare ascolto in primis ai territori che stanno vivendo queste situazioni drammatiche. Sì, ma continuare a dirlo che canale 12, Telefriuli, canale 10 di Trieste, lo dicono sempre, tutti i giorni, la gente si è stancata. Praticamente date ascolto a chi ha qualche idea di farsi. Quindi la mia idea comincia a cambiare il consiglio comunale che non ha visto queste cose, ha aumentato gli asini e non ha sfondato gli alberi. Allora come si fa? Il letto del fiume è più alto che non le case, che non le piazze, che non la campagna. Ma è possibile che non si vedano queste cose? Possibile. Un signore diceva, e non lo mandate mai in linea, un signore diceva che suo nonno pulivano, ai tempi di suo nonno, pulivano gli alberi, tagliavano i rami, invece adesso con la Lega Ambiente non si fa più. Allora cominciamo a dare la colpa alla Lega Ambiente e alle consiglieri comunali. Insomma, non si può. Di dovere vedere se ci sono state eventuali mancanze, non di certo a noi da qua dalla redazione, neanche da casa, perché sono aspetti tecnici complessi. Poi diamo la parola sempre a tutti, anche qui telefona qui, dal territorio e dallo studio mi pare che diamo sempre la parola. Allora per la maggioranza riparto anche da lei, consigliera Buna, cosa se la sente di dire anche al telespettatore che fa queste osservazioni? Ma diciamo che bisogna essere lì sul posto. Io rispetto le persone intervistate che hanno poi subito questi ingenti danni, sia ingenti danni economici, ma soprattutto quello che riguardano il proprio essere, perché si troveranno da qui a tanti mesi in situazioni di difficoltà. Queste sono le parole che vanno ascoltate. È chiaro che qui responsabilità si poteva, non si poteva, ripeto, lo stiamo dicendo tutti, non è questo il momento e il luogo adatto per fare queste considerazioni. È stato aperto comunque un fascicolo da parte della Procura e quindi tutta la procedura che deve essere messa in atto è stata messa in atto. Rispettiamo il dolore di queste famiglie, di questa comunità che si trova in queste condizioni, in queste ore, mentre noi in questo momento comunque abbiamo invece le nostre comodità. Essere vicino significa anche rispettare con il silenzio, a volte come per tanti dolori, solo far sentire la vicinanza per dare insomma questo sostegno che io credo abbiano bisogno di sentire le istituzioni vicino. Poi ripeto, la comunità sa rialzarsi, l'ha sempre fatto e lo farà anche questa volta, sicuramente con il supporto economico delle risorse che la Regione metterà a disposizione, perché non lascia soli nessuno, soprattutto in queste condizioni. E questo, voglio dirlo, ce lo possiamo permettere perché abbiamo un bilancio sano con delle risorse a disposizione. Ricordo che l'assessore Zilli proprio in questa settimana in aula ha proprio detto con la lungimiranza e soprattutto con il buon sistema finanziario di aspetto e quindi di non spreco delle risorse, anche perché in questo modo un tesoretto è ben accetto proprio in virtù di queste cose che possono accadere. Quindi, certo, poi avremo anche un contributo video che rivedremo dell'assessora regionale Zilli. Essere prudenti finanziariamente permette anche di essere veloci nel sostenere queste popolazioni.
Ricordo anche la nota diramata mercoledì proprio dalla Procura della Repubblica di Gorizia, che dunque appunto ha aperto un'inchiesta sulla frana che nella notte di lunedì scorso ha fatto crollare 3 abitazioni a Brazzano di Cormosca, ormando la morte dell'83enne Guerrina Scoccai e del 32enne Quirin Kunert. Negli scorsi, insomma, finora un procedimento penale risultava contro ignoti. I reati ipotizzati sono di omicidio colposo plurimo, inondazione, frana e valanga colposi, crollo o altro disastro colposo. A renderlo noto appunto il procuratore della Repubblica di Gorizia, Massimo De Bortoli. Il procedimento è stato aperto sulla base delle informative di polizia giudiziaria che nei giorni scorsi, insomma, i vigili del fuoco e i carabinieri avevano inviato all'autorità giudiziaria. Da quanto ipotizzabile, stando ancora alla nota di mercoledì, l'inchiesta a quanto ipotizzabile sulla scorta degli accertamenti, appunto come detto, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, l'inchiesta è finalizzata ad accertare eventuali responsabilità qualora esistano. Se l'evento fosse prevedibile, su un allarme tempestivo avrebbe potuto evitare il tragico epilogo, quindi vedremo le indagini quali sviluppi avranno. Prego Sergio, anche lei la replica al nostro telespettatore. Ma una piccola cosa tecnica, la frana non era legata al fiume, cioè lì c'era un problema di pioggia, quindi era una cosa diversa, quindi iniziamo, diciamo, anche a dividere gli argomenti, perché sennò poi mettiamo dentro tante cose. Il fiume è esondato da un'altra parte, in un altro comune, e ha creato quelle immagini devastanti che abbiamo visto. Però quello che diceva il telespettatore poi, diciamo, da una parte è vero, nel senso che la pulizia degli alvei, tutto quello che dicevo prima, no? Cercare di fare prevenzione per, se non altro, mitigare poi questi eventi, questi incidenti, ed è una cosa fondamentale che si deve fare sulla base di quelle che sono anche le pianificazioni. Ci sono dei piani, ci dovrebbero essere dei piani anche per quanto riguarda lo sghiaiamento dei fiumi, perché non è che si può andare in un alveo e sghiaiare quello che serve, prendere, perché un fiume poi ha le sue dinamiche, e anche banalmente uno sghiaiamento fatto male implica che si aumenta la velocità dell'acqua e quindi si creano diciamo magari disastri maggiori rispetto a quelli che ci possono essere per una banale esondazione, perché l'alveo del fiume è troppo alto, per cui sono cose tecniche che vanno fatte con criterio. Ricordo però al telespettatore che in Friuli Venezia Giulia, anche grazie quella che cita lui, Legambiente, ma la Legambiente di Udine lo dice da anni anche con il suo esponente Marino Visentini, ha cercato di fare più volte diciamo sensibilizzazione su questo, ma l'ha fatto anche recentemente un consigliere regionale, collega della consigliera Buna, Maurmair, che ha ricordato proprio che c'è una legge regionale che permette a tutti i cittadini di poter entrare nei fiumi e prelevare le quantità di alberi, ovviamente nel fabbisogno di quello che può essere anche personale, perché noi tante volte nelle nostre comunità compriamo la legna per l'inverno per determinati motivi da terzi, quando in realtà abbiamo un patrimonio che potremmo utilizzare. Questo la legge lo prevede, i cittadini evidentemente ancora non lo sanno, quindi lo ribadiamo, si può fare, ovviamente ci sono delle modalità, bisogna informare il corpo forestale, perché poi, come dicevo, non è che si può entrare in un fiume che ha un ambiente... Poi è delicato tutto l'aspetto tecnico e burocratico. I tecnici e le autorità preposte dicono ai cittadini dove si può andare e cosa si può fare. Una settimana fa si è parlato, c'era l'altra polemica, giusto per rimanere sugli alberi, per quello che avviene alla Tisana. Cioè gli alberi che si accumulano sotto un ponte ferroviario. Anche noi con la consigliera Capozzi abbiamo fatto una interrogazione proprio a risposta immediata alla giunta regionale per riprendere quello che era l'appello del sindaco di La Tisana, che ricordo essere di Fratelli d'Italia, quindi non del Movimento 5 Stelle o un ambientalista, dove diceva appunto che c'era questo accumulo e che può essere un pericolo in caso di inondazioni, piene e quant'altro.
E diciamo la risposta che c'è stata è una vicenda che lei conosce anche bene, anche da ex consigliere regionale. Sì, no, io da queste cose ne parlavo nel 2014, perché poi gli alberi sono lì e ogni volta ne vengono fuori. All'epoca c'era il sindaco Benigno con cui ovviamente si cercava di risolvere questa problematica, però come al solito c'è il rimpallo, tra virgolette, di competenze tra chi deve intervenire e chi no. E in una nella risposta che è stata data in Consiglio regionale, l'assessore Scocciamaro diceva che non si può intervenire con interventi d'urgenza in questo caso perché gli alberi sono lì da mesi e quindi non c'è nulla di urgente da fare. Sì, ma l'urgenza non è togliere qualcosa che è lì da mesi, l'urgenza è che se succede qualcosa o una pioggia come quella evidentemente che c'è stata in questi giorni, però magari 60 km più in là, ci potrebbero essere delle problematiche, per quello sarebbe urgente intervenire. Però finché continuiamo anche con questi rimpalli, responsabilità e nessuno vuole mettere mano a determinate situazioni, poi i rischi rimangono. Ecco, questo su questo, consigliera Bruna, cosa desidera aggiungere? Perché ovviamente i territori chiedono decisioni, ovviamente, di fare in fretta. Sì, è un tema molto complesso e lo abbiamo visto parlando di tagliamento, visto che Sergo l'ha nominato, come le popolazioni comunque insorgono in base ai territori che rappresentano, pur avendo magari stesso colore politico, e quindi, ma gli stessi professionisti del settore hanno anche idee diverse, perché proprio in Consiglio durante la commissione che riguardava il tagliamento, alcuni hanno detto che lo sghiaiamento non è assolutamente una strada da percorrere, altri hanno detto ci vuole questo e quello, quindi anche tra professionisti non c'è una linea comune, perché comunque la scienza ha delle condizioni in cui non tutti la possono comunque pensare o elaborare alla stessa maniera. Pertanto quando poi la burocrazia che si è ormai instaurata nel dover pulire un alveo del fiume, mantenere le pulizie, io ero anche nel consorzio Cellina e Meduna e so le difficoltà dell'ente nell'andare a pulire i corsi d'acqua, nonostante i sindaci a gran forza lo richiedevano, perché la normativa è molto stringente, a volte si perde anche la stagionalità prima di pulire, perché le condizioni ambientali di nidificazione, di rapporto con la fauna selvatica dovute anche ai cambiamenti climatici non permettono di operare in quel momento, e quindi si perde poi l'occasione e si passa all'anno successivo. Tutto questo ha determinato negli anni un ristagno e quindi una problematica su questi corsi d'acqua, che se iniziassimo anche proprio da quelli più piccoli, prima di arrivare al maggior afflusso nei fiumi più grandi come il tagliamento, anche qui potremmo poter intervenire, quindi prevenire alcune situazioni di disagio. Quindi se tutti, perché adesso tutti parliamo sì, c'è da pulire, poi quando ci troviamo in Consiglio regionale si alzano le barricate, vengono portati i comitati, e quindi è facile quando risultano queste disgrazie poi dire bisogna fare questo, bisogna fare l'altro. Quando si tratta di prendere delle decisioni lì diventa difficile, proprio perché i pareri sono diversi, ma pareri diversi anche dai tecnici, quindi anche la politica a volte si trova in difficoltà a dover scegliere una strada piuttosto che l'altra, e lo abbiamo visto proprio per il tagliamento, che ha un po' l'aspetto dei tecnici, ha un po' stravolto la prima
idee insomma di progettazione e di strutturazione. Se però chi è responsabile dei disastri poi deve rispondere alla cittadinanza e deve essere è il primo a essere diciamo messo fucilato da tutti quanti. Quindi prendiamoci tutti la nostra responsabilità e cerchiamo di lavorare proprio in virtù di quello che accade nei nostri territori, che sono sempre più fragili, di trovare delle soluzioni condivise senza alimentare poi comitati cittadini che non conoscono tutte la parte diciamo tecnica, ma si fanno prendere più che altro dal sentimento, dal momento contingente. Siamo noi che dobbiamo tenere la barra dritta. Sergio, rispetto al ruolo e alla conoscenza anche di cittadini e comitati sulle tematiche locali, cosa desidera aggiungere? Qual è la sua opinione in merito? Per fortuna che ci sono, perché se no noi in questa regione, solo per il tagliamento, avremmo speso qualcosa come 400 milioni di euro, credo, circa, con tutte le opere che avremmo immaginato di fare, per cose che in questo momento sono state messe in discussione dalle stesse persone che le avevano pensate e volute portate avanti, per cui giustamente come dice la consigliera, sì, si dice sempre affidiamoci ai tecnici, ma i tecnici sono anche quelli che ci hanno chiesto in 60 anni di fare prima le casse di espansione, poi la traversa Pinzano, poi la traversa Dignano, poi la traversa Madrisio. Sì, sono tutti tecnici, quindi e adesso in questo momento stiamo predisponendo un documento che in teoria potrebbe evitare di fare tutte queste 4 le opere. Quindi, come detto, è giustamente difficile perché poi ognuno ha le sue opinioni, però sul caso del tagliamento noi ci siamo mossi 1 anno e mezzo fa ormai, quando appunto era venuta fuori la questione della traversa di Dignano. Dopo di noi sono intervenuti circa 400 scienziati che hanno scritto alla Regione di fermarsi e di ragionare, tant'è che poi sono stati sentiti in Consiglio regionale, ma anche dall'autorità di bacino, e appunto adesso bisogna pensare a tutte le alternative possibili. È chiaro che se quelle alternative possibili diciamo, fossero state pensate prima non saremmo in questa situazione, prima cosa, ma è anche vero che i mezzi a disposizione poi di questi tecnici negli anni evolvono. E per quello si diceva prima, e quindi anche loro evidentemente hanno dovuto prendere per buone le indicazioni, diciamo, venute anche dal territorio, che spesso e volentieri i cittadini del territorio conoscono meglio di gente che abita magari anche un po' più lontano di noi le situazioni. Dico solo una cosa, anche per tornare sul discorso sghiaiamenti, in questo momento sul tagliamento si sta sghiaiando, cioè ci sono delle operazioni di sghiaiamento anche importanti con forti, diciamo, quantitativi di ghiaia che viene tirata fuori anche proprio vicino a Pinzano, e il problema, come dicevo, lo si fa senza un quadro generale, senza un piano di sghiaiamento. Noi avevamo presentato anche un emendamento proprio per chiedere questo, per cui non è vero che gli ambientalisti non vogliono che si facciano le cose, perché se uno ti dice fallo sulla base di un piano ti dice fallo perché è necessario, però lo devi fare sulla base del piano, altrimenti, come si diceva, si rischia poi di peggiorare le questioni, perché giustamente gli equilibri vari, le dici. Ma no, sì, ma non è neanche tanto un problema di fauna, sì, quello no, della fauna non solo, chiaro, è ma la un vedevo problema dire che mentre riguarda la consigliera citava anche no, certo, ma quello della fauna riguarda determinati periodi, la nidificazione non c'è a dicembre, non c'è a novembre, non c'è a ottobre, c'è ovviamente in primavera, per cui dopo si possono fare tutti gli interventi che si vuole. Per cui questo è un mito che chiaramente poi, come diceva il signore prima, si dà la colpa agli ambientalisti, in realtà la colpa non ce li hanno esattamente gli ambientalisti. Allora, devo assolutamente mandare... Non ho dato la colpa agli ambientalisti. No, il telespettatore. Sensibilità, piano.
che ci sono sensibilità diverse anche da parte dei professionisti e dei tecnici, e stiamo assistendo anche nelle ultime settimane a delle considerazioni da parte proprio di persone autorevoli, che non siamo noi ma sono proprio gli scienziati, che danno altre visioni di messa in sicurezza dell'alveo. Quindi questo è proprio in virtù delle possibilità di tecnologia che ora possiamo vantare per poter studiare determinati fenomeni e quindi utilizzare sicuramente delle informazioni più corrette per elaborare una rete che possa mettere in campo su tutta l'asta delle azioni utili a mitigare il rischio idraulico di questo territorio. Quindi questo ho detto, non mi mette in bocca cose che non... I comitati vengono comunque coinvolti, a volte anche, e lo abbiamo assistito, non avendo coscienza di tutta una procedura che invece c'è e si basa su aspetti scientifici. Questo è. Tutti vogliamo che questo corso di fiume sia, oltre che sicuro, anche ambientalmente protetto e sostenibile. Questo lo rivendico come dichiarazione. Allora, devo assolutamente mandare la pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati quest'ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia dei nostri ospiti, la consigliera regionale Lucia Buna e Cristian Sergo, coordinatore provinciale per l'Udine del Movimento 5 Stelle. Allora, prendiamo il tema dei parchi fotovoltaici con l'ultima notizia di cui si sta parlando, insomma, per cui ha espresso anche soddisfazione l'amministrazione regionale, la decisione del governo di garantire la tutela dell'area archeologica di Aquileia rispetto a un prospettato progetto di costruzione di un ampio parco fotovoltaico, un progetto appunto contro cui si era mobilitata in primis l'amministrazione comunale di Aquileia e il territorio, la popolazione. Allora sentiamo come a Ring l'altra sera si è espresso proprio il sindaco di Aquileia Zorino su questo stop. In collegamento Zorino dalla Cina. Sentiamo. Adesso è ufficiale, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo provato a dirlo tante volte, in realtà proprio una nota che è stata comunicata poche ore fa dal ministro Ciriani ha comunicato proprio che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri riunito ha di fatto bloccato l'iniziativa dell'impianto fotovoltaico ad Aquileia. Esulta il sindaco di Aquileia da Venzù, dove è stato invitato per promuovere il grande valore storico e culturale della sua città, un valore che non verrà toccato o deturpato dall'ipotesi della costruzione di un parco fotovoltaico a 2 passi dagli scavi archeologici. Dopo una battaglia combattuta con grande spirito di squadra da Regione, Comune, Sovrintendenza e Ministero della Cultura, il Consiglio dei Ministri ha stoppato l'opera. Quindi quell'impianto non verrà fatto, rimarca una tematica insomma, di cui ormai Aquileia è diventata anche un po' portavoce, che però vede attualmente anche tanti altri problemi insomma, che si presentano sia in questa regione ma sia in tutta Italia. Il tema di una transizione energetica che è stata immaginata ma che poi dopo calata nella realtà di quelli che sono i nostri territori ha fatto rivelare tutta una serie di fragilità e anteponendo questo a tutta una serie di altri valori che sono quelli, voglio dire, delle nostre comunità, il paesaggio, il territorio, nel nostro caso l'eredità culturale e in particolare ha messo a rischio chiaramente anche il titolo di città UNESCO. Io ricordo con molto piacere una passeggiata fatta proprio col ministro, quando col ministro Ciriani e l'onorevole Rizzetto erano venuti proprio ad Aquileia, ha detto noi su questa transizione energetica non siamo dogmatici. Quella frase mi aveva rinfrancato, devo dire la verità, e oggi in realtà che la cosa è vera, sono molto felice.
Quindi riparto per la maggioranza in regione dalle parole della consigliera Anche Bun. Abbiamo letto già in questi giorni la nota anche con le parole del presidente della regione Federica, che dunque ha espresso a sua volta soddisfazione per questo stop. Prego consigliera. Beh, certo, è comunque un lavoro di squadra, perché tutte le istituzioni convergono avendo lo stesso pensiero, e quindi si riesce a ottenere un risultato più veloce e più incisivo, soprattutto per queste comunità, ma soprattutto anche diventa diciamo un caso in Friuli che poi può essere comunque replicato in altre regioni che hanno sicuramente siti di questa importanza culturale e storica. È vero quello che diceva il sindaco di Aquileia, calare dall'alto questa transazione energetica in territori come l'Italia è sicuramente molto difficile, perché abbiamo un patrimonio che tutti ci invidiano e che quindi non è replicato invece negli stati europei. Quindi noi dobbiamo cercare in tutti i modi di salvaguardarlo, rispettando comunque anche le normative, chiaramente, ma dove è possibile metterci un freno. Noi abbiamo comunque approvato una legge importante che va a ridefinire le aree idonee e non idonee. Adesso è in fase una diciamo assieme ai vari comuni per definirle e quindi avere una cartografia ben definita, proprio affinché non si ripetano magari situazioni di questo genere, dove bisogna andare poi a Roma a contrattare, a combattere per ottenere le nostre volontà. Sicuramente questo aspetto è cioè questa legge darà dei frutti nei prossimi mesi, anche perché alcune, e ne abbiamo discusso proprio in commissione ieri, le autorizzazioni richieste prima di questa legge, ahimè, non è che rientrano e quindi possono essere magari assorbite da questa legge. Questo l'assessore lo ha detto proprio ieri. Tenuto conto però anche un aspetto positivo, che abbiamo messo a bilancio altri 60 milioni per il fotovoltaico, e attualmente la regione Friuli Venezia Giulia sta rispettando i parametri imposti dalla normativa europea per riconvertire con fonti rinnovabili l'utilizzo, insomma, dell'energia. E questo è un grande passo per noi, e anche dovremmo essere orgogliosi, perché questa misura, che è nata proprio nel momento in cui ci siamo insediati nel 2023, ha dato una grossa spinta soprattutto per i privati di installare questi fotovoltaici, che permettono di risparmiare sia per l'installazione ma poi anche per il consumo di energia. Quindi credo che il nostro impegno per comunque salvaguardare l'ambiente e cercare di renderci sempre più autonomi a livello di utilizzo di energia con le fonti rinnovabili è un impegno che ci siamo presi, pur salvaguardando quello che c'è più caro, che appunto è la nostra storia e la nostra identità. Sergo, ripartendo da Aquileia, come vede l'evolversi della situazione? Sappiamo poi che anche in altri territori regionali comunque ci sono mobilitazioni, anzi, guardi, rilancio subito anche qui un titolo del Messaggero Veneto di oggi. Qui si parla di incontri con varie amministrazioni comunali, se non erro, ecco, al centro anche il confronto con la popolazione in Pavia di Udine. Uno dei titoli è questi: parchi fotovoltaici e impianti di accumulo, la nostra contrarietà non ferma i progetti, uno dei virgolettati raccolti. Il sindaco che dice sì alle rinnovabili, ma serve un equilibrio che ora non c'è, esiste una concentrazione sproporzionata di queste strutture. Giusto per ridare un po' il polso della rassegna stampa, ma ripartiamo da Aquileia, Sergo.
Ha perfettamente ragione il sindaco di Pavia. Io allora, su questa vicenda vorrei solo fare due piccole precisazioni rispetto a quello che si è detto e sentito. L'impianto di Aquileia è uno di quegli impianti autorizzati addirittura prima della legge regionale approvata quest'anno dal Consiglio regionale, per cui chi dice che non si possono bloccare questi impianti e anche quelli già previsti o già autorizzati evidentemente viene smentito dai fatti. Si può fare, è ovvio che per farlo ci devono essere delle motivazioni valide, non basta dire no, siamo contrari, perché sennò, come diceva il sindaco di Pavia, quella contrarietà verrebbe facilmente superata anche dalle autorità preposte poi a rilasciare le autorizzazioni. Bisogna avere delle motivazioni valide e tecniche, cose che ad Aquileia evidentemente la sovrintendenza anche su quello che diceva il comune di Aquileia è riuscita a dimostrare, perché questo impianto dalla regione era già stato autorizzato. Cioè aveva già avuto tutta la procedura autorizzativa, non solo quella di impatto ambientale, ma proprio l'autorizzazione. Per cui se non ci fosse stato il parere contrario della sovrintendenza che interviene come Ministero degli Interni nelle conferenze dei servizi, probabilmente, ma l'avrebbe fatto anche il Comune stesso, diciamo, il richiamo al Presidente del Consiglio per contraddire quello che era stato approvato in Regione, però l'intervento della Sovrintendenza sicuramente è stato poi più forte in seno al Consiglio dei Ministri per dire Houston non abbiamo un problema. La stessa cosa che era successa una decina di anni fa con l'elettrodotto di Udine Redi Puglia, dove fu il Presidente del Consiglio invece a dire si deve fare con la contrarietà della Sovrintendenza. Per cui questo per dire che c'è una scelta politica evidentemente forte quando ci sono queste situazioni, e la scelta politica poi non deve essere sempre per forza di cose a tutela di chi propone gli impianti, ma si può fare anche a tutela di chi diciamo, ha dei patrimoni da difendere, siano essi naturali o culturali, come in questo caso di Aquileia. Su Aquileia benissimo, siamo stati praticamente tra i primi anche a informare i cittadini del luogo, infatti avevamo avuto interlocuzioni con il sindaco proprio per spiegargli che lì effettivamente avevamo un problema. Dico solo che 2 giorni fa è stato autorizzato e quindi è presente sul bollettino ufficiale un altro impianto di cui nessuno parla, che è più o meno la metà di questo. Se questo era a 2 passi dalla Basilica di Aquileia, quello è a 4, ma ce n'è un altro in discussione al Ministero che diciamo, quello bloccato ha più o meno 20 ettari di superficie, interesserà un terreno di 20 ettari, avrebbe dovuto interessare, per fortuna non lo farà. Se ne sta discutendo uno di 135 ettari. Però una distanza tale da rispettare. Una distanza tale, diciamo, per non essere proprio vicino al sito UNESCO, però questa distanza la stabilisce la Regione, la dovrebbe stabilire, anzi avrebbe dovuto stabilirla il Consiglio regionale con la legge che è stata approvata diciamo, a febbraio, mi pare, i primi mesi dell'anno. Ad aprile la Regione ha, con diciamo, atto dello stesso Presidente del Friuli Venezia Giulia, ha detto che quell'impianto per loro va bene e non c'è nulla osta. Il sindaco di Aquileia, il suo comune e l'ufficio tecnico ha già detto evidentemente le stesse cose che diceva per l'altro impianto, cioè noi abbiamo un patrimonio, non possiamo permetterci di avere questi pannelli fotovoltaici alti anche 4, 5, 6 metri a volte vicino alle nostre cose, ma soprattutto dobbiamo tutelare anche quello che c'è sotto, perché abbiamo visto anche recentemente degli scavi che hanno portato alla luce addirittura monete d'oro di un certo valore, e sappiamo tutti che evidentemente sotto lì c'è diciamo, dell'attenzione anche dal punto di vista archeologico. Per cui diciamo massima attenzione, tutto questo sempre ribadendo quello che andiamo a dire ormai da 2 anni. Noi è vero che abbiamo dei limiti imposti e degli obiettivi imposti, si dice sempre dall'Europa, ma insomma l'ha fatto il Ministero dell'Energia nell'estate 2024,
ma gli obiettivi sono annuali. Noi in questo momento, grazie anche a tutte le manovre messe in campo per quanto riguarda il fotovoltaico ai privati, alle aziende, ai comuni, al PNRR, al superbonus, perché poi di fotovoltaico se ne è installato tanto nella nostra regione, noi abbiamo superato quegli obiettivi del 50%. Cioè dovevamo installare 500 megawatt, riassumendo, ne abbiamo installati 750. E questo ovviamente, innanzitutto praticamente senza tutti questi impianti di cui si discute, perché devono ancora essere installati, perché quelli piccoli si riesce a installarli subito e appunto si riescono a ottenere risultati immediati, ma senza questi impianti vuol dire che noi riusciamo lo stesso a rispettare quella transizione ecologica. Lo diciamo da 4 anni, purtroppo diciamo, non si è voluto capire prima, per cui la legge anche regionale è stata approvata a febbraio 2025 e dal 2012, mi pare, 2012, che in questa regione si devono individuare le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici. Forse ci riusciremo nel 2026 in maniera definitiva. Allora, devo lasciarvi andare tra poco, ma visto gli ultimi sviluppi, anche riflessioni in merito a questi ulteriori progetti prospettati, lascio l'ultima replica allora anche chiaramente alla consigliera Buna. Beh, lo sa benissimo Sergio che una prima legge è stata cassata dal governo e quindi ha rallentato questo iter che invece si è concluso a febbraio, e nonostante questo comunque l'Unione Europea ha messo mano nel decreto ministeriale ritenendo che alcuni passaggi comunque che ristringono il campo di azione non sono da poter andare avanti, tant'è che c'è una causa da parte di un'azienda, sì, una società, una multinazionale che ha diciamo inibito parte del decreto uscito nel 2024. Quindi ci stiamo muovendo veramente in una rete difficile affinché si possa invece andare a tutelare le aree di nostro interesse, che è la volontà dell'amministrazione comunque regionale, perché questo non è che vogliamo tappezzare ovunque, però abbiamo delle prescrizioni e le dobbiamo portare avanti. Avevo già detto inizialmente che la misura sul fotovoltaico ha avuto degli effetti positivi e vorrei ricordare che 5 Stelle non ha votato a favore quando c'è stata la norma e quindi attenzione, cioè è stata molto dibattuta quando è uscita la prima norma, criticata perché i primi mesi non c'era questa richiesta nonostante i fondi stabiliti. Ma come tutte le norme di impatto così diciamo trasversale dell'intero territorio ha bisogno di tempo, e tant'è che già adesso si verifica che già a settembre sono finiti i fondi e ne metteremo degli altri a dicembre, quindi è una misura che va e che andrà perché c'è una richiesta, quindi non vedo altro che già noi siamo stati la prima regione a proporre questa norma e adesso altre regioni ci stanno insomma seguendo, perché ritengono che prima i tetti e dopo i terreni, perché comunque siamo un territorio oltre che culturale e storico, ma soprattutto vocato all'agricoltura, e sappiamo benissimo che i nostri agricoltori li dobbiamo in qualche modo tutelare anche sotto questo aspetto. E qui i guadagni chiaramente sono facili anche da parte degli agricoltori, a volte nella scelta potrebbero cadere pensando che appunto avere un impianto piuttosto che una produzione agricola sia più conveniente per loro, e quindi procedono anche nella vendita di ampi ettari proprio per avere un ricavo. Quindi
è un meccanismo che va monitorato e seguito, e credo che la legge avrà una, diciamo, ricaduta positiva che si vedrà con il prossimo anno. Con il tempo, le dice. C'era Servo che mi chiedeva una veloce No, replica. era solo per ricordare che noi non abbiamo votato contrario a quella norma, ma per un semplice motivo. Chiedevamo che i soldi venissero dati alle persone che non potevano acquistarsi un impianto fotovoltaico in questa regione, perché noi abbiamo 35.000 famiglie che non riescono a pagarsi le bollette a fine mese, e noi volevamo che quei soldi venissero dati con priorità a quelle persone, tant'è che 2 anni dopo si è arrivati alla norma che ha aperto i bandi adesso quest'estate per l'efficientamento energetico delle famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 euro, per cui era assolutamente una posizione di buon senso, non abbiamo votato contro, per cui è evidente che noi siamo a favore delle rinnovabili. Avremmo preferito che quelle risorse fossero date ai cittadini che ne avevano effettivamente bisogno in quel momento. Bene, chiare le posizioni. Allora, grazie a Christian Servo.